Vittoria pesantissima di carattere e di testa, la Nebros batte il Giar e vede sempre più vicino l'obiettivo salvezza diretta. Lenzo Vasi, la squadra guidata da Francesco Palmeri, gioca una partita attenta e concreta, colpisce al momento giusto e poi difende con ordine, sfruttando al meglio anche la superiorità numerica nella ripresa. L'avvio è subito acceso, la Nebros parte forte e aggressiva a caccia del vantaggio. Dopo pochi minuti proteste vibranti dei padroni di casa per un intervento su Margaritini. Il pubblico e i calciatori di casa chiedono il rosso per Petrella, ma l'arbitro estrae solo il giallo tra le polemiche. I locali continuano a spingere, De Nadal intercetta un pallone in aria e serve in mezzo Ferré, che però non riesce ad arrivare per un soffio. Poco dopo è ancora De Nadal a recuperare palla e a parecchiare per Villar, ma la conclusione termina fuori. La pressione della Nebros è costante e ci prova ancora De Nadal con un tiro centrale facile preda di Russo. Poi sugli sviluppi di un corner arriva un'altra occasione, buon tempo di testa, ma la palla sfiora il palo alla destra del portiere. Il gol è nell'aria e arriva al 22esimo quando Margaritini sfonda sulla destra e mette un cross perfetto per Villar, che di testa non sbaglia. 1-0 e Enzo Vasi che esplode, un gol pesantissimo, costruito e voluto che premia l'insistenza dei padroni di casa. Il Giar prova a reagire, Mascara tenta la conclusione dal limite, ma il sinistro finisce largo e però ancora la Nebros a rendersi pericolosa. Margaritini continua a spingere, mette in mezzo palloni velenosi, uno dei quali arriva a Villar, che questa volta trova la risposta centrale di Russo. Nella ripresa arriva l'episodio che cambia la partita. Al 62esimo Limina commette fallo e riceve il primo giallo. Subito dopo applaude ironicamente l'arbitro, secondo giallo e cartellino rosso. Giar in 10 uomini. La Nebros prova a sfruttare la superiorità numerica, Dovico ci prova al volo sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione non inquadra lo specchio. Nel finale i padroni di casa gestiscono con ordine senza concedere spazi. Il triplice fischio certifica una vittoria fondamentale. Nebros a quota 35 punti, 10° posto e più 8 sulla zona play-out. Il Giar resta fermo a 22, quartultimo impelacato in piena bagarre play-out.